Enoch Soranzo, presidente della provincia di Padova. Ieri c'è stato il tavolo che ha riunito gli enti coinvolti nella realizzazione del nuovo ospedale di Padova. La sorpresa della giornata è stata una lettera che attesta come l'aeroporto, la zona dell'aeroporto, sia disponibile. Sì, ieri ho avuto il privilegio di poter comunicare al tavolo, al comitato di coordinamento in regione, quello che è stata la nota che mi è arrivata a seguito di una mia richiesta datata 25 novembre al ministro Pinotti, del ministro della Difesa. La nota che si è pervenuta dal sottosegretario di Stato dà chiaramente la piena disponibilità dell'aeroporto Allegri, rilevando di non essere per nessun motivo dal punto di vista militare strategico, ma anzi dice di più, di essere pronto a renderla in tempi brevissimi disponibile per la realizzazione di questo nuovo ospedale, proprio per la sua valenza sociale, per la sua valenza importante per il territorio padovano, qual è un nuovo policlinico universitario. La commissione tecnica che ha lavorato e che ha poi consegnato quel verbale nel febbraio di quest'anno, dove individuava l'aeroporto Allegri quale area dal punto di vista economico, dal punto di vista dell'economicità, delle infrastrutture, dell'impianto idraulica, il sito ideale per la realizzazione del nuovo policlinico universitario, aveva come unico neo la disponibilità immediata. Con questa nota il sottosegretario del Ministero della Difesa, mettendo a disposizione anche la task force di missioni immobili di sedersi al tavolo per renderla disponibile, ovviamente senza oneri per la difesa nella riallocazione delle ultime funzioni militari ancora attive. Si tratta di alloggi di questi militari, di qualche hangar. Io questa mattina ho voluto, alla luce anche della riunione di ieri, trasmettere, ed è stata trasmessa, una nota al Presidente Zaia che proprio a Tigue, o a 1 chilometro neanche di distanza dall'aeroporto Allegri, la provincia di Padova dispone di aree di proprietà con destinazione già adeguata, e quindi ho ritenuto di trasmettergli la disponibilità a accedere alla difesa o a chi, al soggetto interessato, tutte le aree necessarie per realizzare eventualmente le costruzioni per riallocare queste funzioni oggi ancora attive all'interno dell'aeroporto Allegri. Credo che tutti i tasselli possano essere al loro posto, è un'opportunità da cogliere. Credo che sia chiaro e giusto tentare di investire soldi pubblici in aree pubbliche priva di qualsiasi altra soluzione che vede coinvolti, anche se parzialmente, aree private.